Allora, ritorniamo, devo aggiungere qualche cosa, Gino Ferrarese, no, a questa volevo questione. solo dire, per chiudere la questione sull'ISEE, che al di là delle proteste che possono fare i CAF, dovrebbero muoversi anche gli enti che beneficiano di queste cose, per cui viene fatta l'ISEE. Mi viene in mente, come abbiamo detto, i comuni, gli stessi comuni, ma anche le regioni, ma anche le università, perché molte prestazioni delle università sono collegate all'ISEE e non può essere che questo è un problema esclusivamente dei CAF, perché i CAF, come è stato detto, fanno tutta l'elaborazione della pratica, ma per il cittadino e nei confronti di un terzo, che è lo Stato, le regioni, i comuni oppure le università in questo caso. Quindi l'appello è: non solo i CAF dovrebbero protestare per questa iniziativa, ma anche tutti i soggetti istituzionali che sono coinvolti. Ecco. Assolutamente, no, questo è determinante. Noi staremo a vedere quindi quel che succederà, a questo punto vi aggiorneremo. Chi è iscritto nel listato fino al 15 maggio è fortunato a questo punto, perché chi è fuori dalla prenotazione non è che può affollarsi, chiedo conferma, davanti ai CAF, giusto? Certo. Ecco, perché si lavora su prenotazione, per cui no, perché magari adesso uno va direttamente al CAF a bomba. Anche no, perché siamo in periodo di dichiarazione dei redditi. Quindi... per cui, esatto. Allora, questione APE. Spieghiamo che cos'è, chi ne ha diritto, insomma ci sono tante, l'APE social, cosa comporta, abbiamo delle slide anche di supporto che così cerchiamo di essere più esplicativi possibile. Viene proiettata la slide. Noi siamo alla vigilia del 1° di maggio e il 1° di maggio, come convenuto con il governo, parte l'operazione APE, che è anticipo pensionistico. Il 1° maggio parte un anticipo pensionistico che viene definito APE social, perché ricordiamoci c'è anche l'APE aziendale, o c'è anche, diciamo, ci sono varie forme di anticipo pensionistico, però qui parliamo dell'APE che a noi, poi c'è anche l'APE volontaria. Ovviamente sono modalità queste qui diverse, perché l'APE aziendale ci deve pensare l'azienda e qui bisogna poi prevedere la contrattazione con l'azienda e che dovranno essere fatti degli accordi con le aziende. L'APE volontaria sappiamo che è molto onerosa, ecco, per i soggetti e che, diciamo, si crea una sostanza, lo Stato farà un prestito che poi il pensionando dovrà restituire nel corso del tempo, ma noi pensiamo che questa formula dell'APE volontaria sarà una modalità che verrà usata solo in casi di estrema necessità, perché lo utilizzerà solo le persone che non hanno alternative o senza reddito o un minimo di reddito attraverso un anticipo pensionistico. La cosa invece che è stata introdotta con la contrattazione che il sindacato ha realizzato nel scorso mese di novembre e che poi si è tradotta in un accordo è l'APE social. Che cosa vuol dire l'APE sociale? Vuol dire che se io ho 63 anni di anzianità, posso, come dice la slide, e compirò i 63 anni entro il 2017, avrò diritto a fare una domanda. Però attenzione, qui ci sono dei limiti. Intanto ad oggi, anche questa viene a modificare, ad oggi il governo non ha ancora fatto il decreto attuativo, perché come sapete in Italia prima si fanno le leggi, poi bisogna fare i decreti che dicono come si applicano queste leggi e quante risorse verranno messe, perché rischiamo di creare aspettative in persone che hanno 63 anni, che hanno magari, che però non rientrano per gli effetti del reddito o non rientrano perché in quest'anno si è esaurito tutto il budget messo a disposizione da parte del governo. Attenzione, questa è l'altra cosa. L'altra cosa che riguarda, che è stata anche questa concordata, è la pensione anticipata, cioè per
Chi è che interessa la pensione anticipata? I lavoratori che potranno andare in pensione anticipata purché abbiano 41 anni di contribuzione nel corso del 2000, che maturano nel 2017 i 41 anni, e che abbiano almeno 12 mesi di versamenti prima del compimento del 19° anno di età. A chi è orientata questa norma? Ai lavoratori che sono andati a lavorare precoci, molto giovani, precoci, cioè, e noi ne abbiamo ancora lavoratori che subito dopo la scuola media o magari hanno provato a fare le scuole superiori e poi hanno lasciato e sono andati a lavorare. Ce ne sono moltissimi che hanno questa condizione, perché noi riteniamo che questa tipologia questa soluzione qua risolve parzialmente un problema di grande differenza che si viene a determinare magari tra lavoratori che hanno iniziato molto tardi a lavorare e che vanno in pensione con meno, diciamo, contributi, cioè, perché poi questa è una delle distorsioni della legge Fornero. Ma anche qui questi 12 mesi come devono essere fatti? Devono essere tutti attaccati, i 41 anni come devono essere? Ci sono tutta una serie di elementi applicativi di questa legge che è disegnata nel suo contesto generale, ma non ha una definizione prodotta dal decreto, perché ovviamente il tema, come tu la trasformi poi in applicazione pratica, determina il costo che quindi allo stato attuale non è un quadro definito perché manca il decreto attuativo. Lo Stato tutela i cittadini, dovrebbe, ma se guardiamo la realtà, ogni qualvolta lo Stato debba investire sui cittadini ha sempre qualche difficoltà nel tirar fuori i soldi. Al contrario, se io non pago mi vengono a prendere a casa. Chi va a prendere loro? Infatti questo è un problema. Ecco, quindi noi la domanda si dovrebbe presentare dal 1° maggio, abbiamo detto, al 30 di giugno 2017. Non c'è una per quelle persone che ritengono di maturare il diritto, cioè che hanno la condizione entro il 2017. Poi l'anno prossimo, sempre dal 1° maggio, per chi maturerà nel corso del 2018. Quella è la domanda che c'era stata fatta. Voi sindacato consigliate o no? Per come è stata architettata, per cosa comporta di fare questa domanda? Questo ce l'hanno chiesto veramente tante persone. Perché? Perché dicono, alla luce di quello che è emerso, che cosa dite voi? Allora, innanzitutto è utile non affollare adesso, diciamo in questi giorni, perché nell'avvicinarsi del 1° maggio molti pensano di accalcare le sedi delle strutture. Questa è una cosa che sta già succedendo, ma che purtroppo non può avere oggi noi non siamo in grado di dare una buona notizia completa, perché non abbiamo lo strumento operativo per dire chi ha diritto o chi non ha diritto, atteso che la domanda la si può comunque fare, però diciamo. Ma conviene fare questa domanda, accedere a questa ape social? Sì, certo, perché l'ape social, nel momento in cui io ho diritto, se ne fa carico appunto la società, perché qui affrontiamo un tema di persone che hanno la necessità di andare in pensione, cioè non è che quindi diciamo che questa è una prima risposta al bisogno che c'è nel mondo del lavoro ad alcune categorie che sono veramente problematiche, perché è stato introdotto un altro elemento molto importante nella contrattazione che il sindacato ha realizzato, che si è passati da un'idea di definire i lavori gravosi solo per categoria contrattuale, invece per tipologia del lavoro. Adesso faccio un esempio. Io non è che posso dire che tutti i lavoratori metalmeccanici sono lavoratori che lavorano in un settore gravoso, ma posso dire che tutti i lavoratori che lavorano alla linea della fonderia hanno un lavoro gravoso, a prescindere che siano meccanici, chimici, certo, eccetera. Sì, dipende dalla tipologia, ovvio. E quindi no, se uno lavora in altezza, oppure se una maestra
d'asilo, di scuola primaria e ha a che fare con 30 bambini tutti i giorni, eccetera, è un lavoro stressante, gravoso, lì si è definito un criterio che innova da questo punto di vista. Però ovviamente, come spesso succede, perché anche sui lavori gravosi c'era stata la legge, ma poi non si è mai definito con precisione come si definisce. Quindi è indispensabile che il governo proceda con la definizione dei decreti attuativi. Ad oggi a noi non risulta, non so se sono la valutazione di qualche mega scienziato, però oggi siamo venerdì, il 1° maggio è tra qualche giorno e abbiamo la netta sensazione che rischiamo di andare avanti oltre. Si può tramite delega scritta darvi la possibilità di accedere ai miei dati anche in mancanza di accordo? Stiamo rifacendoci al discorso, immagino, del CAF. Del CAF. Questa è una bella domanda. Il tema non è se hanno diritto o no ad accedere ai dati, il tema è che senza la convenzione che regola il rapporto tra l'istituto, noi per esempio come sindacati dei pensionati possiamo accedere alla banca dati dell'INPS, ma lo facciamo sulla base di una convenzione. Abbiamo stilato una convenzione che dice che io devo garantire che le persone che utilizzano devono avere una password, un PIN, un codice, cioè ci deve essere una convenzione che regola la possibilità di accedere a determinati dati, perché non è che io posso dare mandato a un terzo, perché il soggetto qui in discussione è o l'INPS o il comune, la regione, eccetera, ma per accedere a quella banca dati là io devo avere una convenzione che regola questa procedura. Poi certamente devo dare la delega al soggetto. Quindi manca un presupposto fondamentale a questo punto. Certo, manca la convenzione, questo è il punto, perché io dovrò comunque dare chiedere al CAF di poter operare in nome e per conto mio. E devo autorizzare il trattamento dei dati. No, infatti ma il CAF... Diciamo che la procedura è attualmente, il CAF fa la dichiarazione, la manda all'INPS perché l'INPS controlla che i dati che sono stati fatti dal CAF, perché ha una banca dati l'INPS, tra cui anche quella pensionistica, se quei dati sono corretti e rinvia al CAF dicendo bene, la dichiarazione che mi hai mandato è una dichiarazione che va bene. Quindi se non c'è la convenzione tra il CAF e l'INPS, l'INPS non risponde, anche se viene mandata una qualsiasi dichiarazione, qua si deve accedere, l'autorizzazione è anche all'utilizzo della banca dati dell'INPS. Questo è il vero problema, il vero nodo. È un problema grosso, quindi, e questo esclude che un commercialista possa farlo assolutamente. Vabbè, bloccato tutto, fantastico. A meno che non faccia una convenzione. A meno che non facciano una convenzione a brevissimo tempo, quindi questa è un'altra cosa auspicabile. Tornando quindi all'aspetto dell'APE, lei che si occupa appunto di contrattazione sociale, c'è qualcos'altro da dire? Allora, al di là dell'aspetto pensionistico che ha illustrato adesso Daniele, noi ci stiamo muovendo come sindacato di pensionati in tutti i territori per verificare l'attuazione di questa legge regionale che ha messo insieme le USL, questa legge numero 19. Sappiamo che da 21 USL siamo passati a 9, che fondamentalmente, tranne che per Vicenza e Venezia, tutte le altre province hanno un USL provinciale. Noi siamo molto preoccupati che questa unificazione delle USL, fatta perché si debba risparmiare, questo può anche andare bene, anzi va bene, si faccia esclusivamente per risparmiare e quindi non ci sia nessun beneficio per i cittadini, prima considerazione. Seconda considerazione, mettendo insieme ambiti territoriali molto vasti si corre il rischio che non c'è la rappresentanza, tra virgolette, del popolo,
non c'è la rappresentanza dei sindaci, la conferenza dei sindaci diventa un'assemblea enorme. Dall'altro lato c'è il pericolo che non c'è nessun rapporto con le organizzazioni sindacali. Noi siamo dell'avviso che questi organismi, quindi istituzionali, il comune ma anche il sindacato, debbano trovare dei luoghi dove si ragiona rispetto ai servizi che si erogano ai cittadini. Noi come sindacato in questi mesi ci siamo mossi per conquistarci questi tavoli, per cui da Padova piuttosto che Treviso, piuttosto che Vicenza, piuttosto che Belluno, ci siamo mossi per costituire dei tavoli e creare un confronto con i comuni e con le USL. A che punto è la situazione? La situazione è che in un unico caso si è già fatto un protocollo e quindi a Belluno si è fatto già un protocollo con l'USL nel quale viene stabilito che periodicamente ci si incontra nel sindacato, col sindacato per esaminare queste questioni. A Vicenza si è elaborata una piattaforma che se dopo c'è tempo la illustriamo, e invece negli altri territori si è ancora in una fase d'attesa di conferma degli incontri. Ecco, questo riguarda tanto i fruitori dell'USL, quindi i cittadini, quanto chi lavora anche nelle strutture. Tutti quanti, perché ovviamente noi stiamo parlando della sanità, del sociosanitario a 360 gradi, quindi stiamo parlando dall'ospedale, stiamo parlando dei medici di base, stiamo parlando... tutta una categoria molto estesa, insomma. Stiamo parlando dei servizi che vengono offerti ai lavoratori e tutto quanto. Perfetto. Allora, ritorniamo tra pochissimo, dobbiamo andare in pubblicità, pochi secondi.